Buongiorno a tutti, sono Bruno Gallantina, sono membro del direttivo dell'AIF Piemonte e sono un imprenditore nel campo delle risorse umane, mi occupo di ricerca, selezione e formazione. Ci sono delle parole su cui siamo stati invitati a riflettere, mi pare proprio che la prima sia sentiero. Se devo pensare al mio sentiero, è stato un sentiero e lo è ancora assolutamente non rettilineo. Io ho scelto le risorse umane, da una parte poi ho dovuto e dall'altra ho potuto e voluto fare dei cambiamenti su quello che è stato il mio focus. Se devo pensare a sentiero rispondo no rettilineità. Questa è una caratteristica forse a volte dolorosa, spesso faticosa, ma ricca di possibilità che nascono continuamente, perché si esplorano continuamente nuovi spazi, nuove parti dello spazio degli stati possibili, direbbe un ingegnere. La cosa è direttamente collegata, secondo me, alla seconda parola, consapevolezza. Come formatori nel campo delle risorse umane, dobbiamo assolutamente essere consapevoli. Non possiamo permetterci di prendere una cosa che abbiamo fatto per qualcuno e copiarla e incollarla per qualcun altro. Occorre essere sempre ben coscienti di ciò che andiamo a fare, di chi abbiamo di fronte e di quali sono le necessità, sempre. La formazione deve essere sempre tailor-made, sempre di più. Questa è una delle cose più belle del lavoro che sto intraprendendo. Per quanto riguarda l'alleanza tra le diverse generazioni, credo che sia un fatto ancora molto aperto. Non condivido così a tutta prima quella che è, secondo me, quello che è l'entusiasmo, quella che è la, come dire, neanche la positività, l'ottimismo di molti verso questi ultimi movimenti giovanili. Io voglio prima vedere le persone che in qualche modo pagano di tasca propria, nel senso voglio vedere dei giovani che rinunciano a qualcosa e voglio vedere che lo fanno in massa, non pochi attivisti che ci sono sempre in ogni generazione e che sono molto spesso da premiare. Quando vedrò i giovani che magari insieme a noi, e per noi sarà ancora più difficile, rinunciare in massa a qualcosa e farlo in nome di un'etica che porta alla salvaguardia dell'ambiente, all'ecologismo, ad una maggior, torno indietro, consapevolezza nel nostro rapporto di noi, con gli altri e con l'ambiente, allora ci crederò. Ma per adesso ritengo che sia ancora qualcosa di molto molto aperto, che ha la mia solidarietà, che ha il mio appoggio, che ha il mio ringraziamento, ma dall'esito non definitivo.